L'appuntamento è alle 20 in Piazza dei Signori a Vicenza, raduno già alle 19:30. Ci saranno moltissimi cittadini e ci saranno istituzioni, non sappiamo ancora quante perché ci stanno dando conferme in queste ore. Arriveranno da ogni angolo del paese, 4 i pullman già sicuri che partiranno dal Trevigiano, sono correntisti e azionisti di Veneto Banca, un pullman da Milano, un pulmino da Bergamo, Brescia e molti altri si stanno aggiungendo in queste ore, per non contare quelli che a Vicenza ci arriveranno con mezzi propri. Una fiaccolata che si snoderà per le vie del centro berico, Piazza dei Signori, Contra Santa Barbara, Corso Palladio, Contra Ariale, Corso Fogazzaro e ritorno su Piazza dei Signori, dove si darà spazio alle voci, quelle delle associazioni, delle autorità, ma soprattutto ad economisti per spiegare, far capire cosa significa l'ingresso di Banca Intesa, mentre per le associazioni è già chiaro l'effetto che fa il decreto del governo sulle tante cause di risarcimento che ormai stanno arrivando a sentenza. Questo colpo di spugna congela tutti i processi e impedisce di poter far ancora causa alla banca e vederci risarciti. Questo è un atto gravissimo. Ai tanti azionisti che non hanno transato, non è stato offerto di transare, come ha ammesso lo stesso ex presidente Gianni Mion, non resta che un'unica difficile strada. Ci resta solo l'insinuazione al fallimento di una banca che di fatto ha l'attivo donato ad €1 a Banca Intesa, quando c'erano 4 fondi privati disposti a mettere 1,6 miliardi e nessuno ha ancora capito perché questa offerta non sia stata presa in considerazione. A questo punto, dicono, non resta che una sola via, anche perché Bisogna scendere in piazza perché con questo colpo di spugna, con questa pugnalata che ci hanno dato alle spalle, domani un altro decreto può congelarci i conti correnti.